È il palazzo che la famiglia Corner acquistò nel 1460. Danneggiato da un incendio nella prima metà del 1500, venne in seguito interamente ricostruito, grazie alla sapiente opera progettuale dell'architetto veronese San Michieli, su incarico del padrone di casa, Giovanni Corner. Palazzo Corner Mocenigo a San Polo a Venezia, oggi caserma della Guardia di Finanza, per l'esattezza sezione distaccata del Museo Storico del Corpo, completamente restaurata, si presenta così. Qui, in una straordinaria ricchezza di decorazioni e collezioni d'arte, spicca anche un tiepolo originale, sopravvissuto ai saccheggi intervallatisi negli anni. Eccolo, è questo puttino. Si trova nel piccolo corridoio a cavallo tra gli affreschi del Colonna e la famosa stanza degli specchi con le riproduzioni sempre del tiepolo. Tra l'altro un dettaglio, siccome siamo riusciti non so come ad avere accesso ai documenti con i quali erano stati commissionati agli artisti dell'epoca tutte queste opere, noi sappiamo che in questa stanza questa quadratura dell'affresco così riccamente colorata è costata più dell'affresco del Tiepolo. Un'altra riproduzione del tiepolo spicca al centro di un autentico gioiello nascosto di questo palazzo, la Scala del Bovolo, il cui corrimano è quello originale del 1600. Visita guidata irrinunciabile, cui hanno voluto prendere parte anche la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, e l'assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari. Amava evidenziare la sua diversità perché la sua galea era nera, vedete la galea nera, quella era quella di Morosini. Il motto di Morosini era in certamen prima, cioè prima all'attacco, e in queste immagini vediamo proprio come la sua è la prima che trova il contatto con la flotta turca. Un tour mozzafiato e da non perdere, cui si può partecipare scaricando l'apposita app o inviando una mail.